Bagheria per riscattare il passo falso, Camerat a cercare ancora punti e sognare la zona playoff. Amici di Sportisili, buon pomeriggio dal comunale di Bagheria per Bagheria Camerat, 18ª giornata del campionato promozione Girone A. Si gioca al comunale il Bagheria. Poi Schifano in anticipo, arriva Caracappa che la mette giù, prova a calciare a giro, calcia malissimo. È stato bello il controllo, che controlla, siamo anche in zona tiro, per scambiare con Florio, si inserisce Caracappa che prova la conclusione alta. Per Panepinto, palla un po' lunga, la aggancia molto bene il numero 7, l'appoggia su Meta che alza testa, cerca il movimento, eccolo qui Meta! Provato anzi dal numero 4 e poi la conclusione viene deviata. Il problema di Fiorentino, col mancino forte sul secondo palo, intervento poi Florio! Salvo Florio in mischia, ma c'è una mano alzata, posizione di fuori gioco. Va a riempire l'area Morana e chiaramente anche Fiorentino. Ferrara si mette in luce, punta Marcica, prende l'esterno Ferrara che rientra, altro contatto, calcio di rigore, stavolta sì. 35esimo minuto, Morana contro Schifano dai 11 metri. Morana, perfetto, da dischetto è tornato Gabriele Morana e il Bagheria va in vantaggio col suo numero 9 che oggi ha delle redini importanti, quelle di sostituire Stassi. Lontano al campo oggi alla prima titolare, ritrova anche il gol, pallone in mezzo, forse c'è un contatino, palla vagante e arriva il gol di Procida per il 2-0. Rischia su Ferrara che la porta via, poi da terra riesce a servire Morana che va da Ferrara che è in posizione regolare, tiene in gioco il 5 come dice assistente, poi Florio, deviazione e calcio d'angolo a calcio di prima Florio che va ad aprire su Caracappa, 1 contro 1 con Miceli, aspetta e trova Cinai in area di rigore, il cross basso a rimorchio, non c'è nessuno, la palla è buona per Caracappa che la giusta, calcia con il destro e fa 3-0. Samuele Caracappa non ha mollato, è sulla seconda palla, aggiusta e stavolta Morana aspetta Caracappa, non va da lui, va da Fiorentino, poi Florio prova a farla passare, passato Florio che si stava per inventare il gol del 4-0, palla fuori di niente. Invece dall'altra parte arriva Virzì, resiste Caracappa, cross in mezzo per Virzì, Schifano con un gran tuffo leva questo problema della traiettoria di Virzì, non è finita, Badami ci prova! Addirittura doppietta, il 4 fa 4-0 per il Bagheria che ritarda di pochissimo, non è arrivato con Florio, arriva con l'altro collega di centrocampo. Virzì con la spalla serve Morana, la rivuole Virzì, Morana si mette in proprio, calcia in porta! Voilà, Morana 5-0, doppietta anche per lui, si è acceso, neanche in controtempo, poi Anelli con un sombrero sul 14, Virzì aspetta, la sposta, calcia addirittura ignorando Morano in mezzo, palla larga, blocca questo pallone e poi triplice fischio, vince Fafest il Bagheria, lo fa per 5-0 contro una Camerat impreparata ma che ha lottato comunque, ma il Bagheria oggi è stato superiore perché ha preparato una gran partita sapendo di affrontare una squadra in forma.